un incontro oggi qui al Comune per dipanare questa matassa. Assessore, ecco, tante le problematiche emerse, quali sono le risposte che si danno ai protagonisti dell'associazione del volontariato? L'incontro di oggi in effetti è un comitato dei sindaci del distretto sociosanitario che abbiamo voluto allargare così per sentire direttamente dalla viva voce ai rappresentanti delle associazioni dei disabili. Il tema è la fornitura dei servizi ai disabili del nostro distretto che ha oggettivamente dei momenti di difficoltà. Noi abbiamo voluto riunire tutti i sindaci facendo così sentire dalla viva voce dell'Associazione dei Disabili quali sono i problemi per affrontare poi assieme delle possibili soluzioni. Quello che emerge è che c'è un sistema complessivo che non aiuta assolutamente la risoluzione dei problemi. Il sistema dei distretti sociosanitari è un sistema che è molto farraginoso, che proprio porta a delle criticità, a delle difficoltà, e su questo noi abbiamo concordato con le associazioni che è un sistema che va cambiato. Certamente il tavolo non è nei comuni, il tavolo è un tavolo regionale e su questo sicuramente noi dovremmo impegnarci assieme a loro per richiedere alla Regione un cambio di passo, un cambio di organizzazione. Ma anche nell'erogazione dei contributi purtroppo si assiste spesso all'erogazione di diversi contributi in forme del tutto differenti l'uno dall'altro, che obbliga i comuni a delle procedure laboriose, con bandi, con rendicontazioni, con difficoltà poi a raggiungere le persone. Per questo comitato ritengo che sia molto importante e stiamo vedendo di trovare delle soluzioni assieme che possano permettere una normale erogazione dei servizi.